Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non si deve affrontare la situazione attuale Covid con un senso di panico, ma si deve fare attenzione, partendo dalla prevenzione al sequenziamento, cominciando negli aeroporti. È compito poi del mondo scientifico suggerire le azioni più adeguate. Nessuna situazione emergenziale in atto, quindi ha confermato Zaia al punto stampa, evidenziando una buona organizzazione sia per i tamponi negli aeroporti che per eventuali quarantene. In Veneto, ha ribadito Zaia, l'organizzazione è rodata e la Regione ha un piano di sanità pubblica che viene aggiornato in base all'evoluzione della situazione. L'attuale stretta dei contagi in Cina, secondo Zaia, era prevedibile. Dopo oltre 2 anni di isolamento, il via libera ha dato il via anche alle infezioni. In questo quadro i sequenziamenti sono essenziali, in modo da capire se la variante è conosciuta o una nuova ancora da affrontare.